Questa mattina ci troviamo all'ospedale Abruzzo, i diabetici chiaramente hanno organizzato un sit-in di protesta, ne parliamo con Antonio Cabras. Buongiorno, cosa sta accadendo qua al reparto del Abruzzo a Cagliari? Buongiorno, dunque quello che sta accadendo ormai è una cosa che si protrae da diverso tempo. Abbiamo un'assistenza diabetologica che piano piano si sta cancellando. Noi qui avevamo due centri di eccellenza, uno pediatrico e uno della diabetologia dell'adulto. Il servizio di diabetologia pediatrica ormai è stato rientrato in due sgabuzzini, senza spazi, senza privacy, dove non c'è una sala, tanto per dirne una, di educazione sanitaria, di educazione terapeutica, non c'è la sala per l'installazione dei microinfusori. Dunque mancano tutti quegli elementi che sono utili per dare una buona assistenza. Il personale non viene sostituito, è andato via in pensione il nostro carissimo psicologo e non è stato sostituito. Questo medico aveva il compito di intrattenere i ragazzi e di sdrammatizzare specie il diabete alla diagnosi. E noi oggi abbiamo proposto di fare un sit-in per dare risalto a questa situazione. Perché? Perché abbiamo scritto diverse volte alla direzione e anche all'assessorato regionale alla salute e non abbiamo mai avuto risposta. Ecco, e oggi siamo giunti un po' all'esasperazione, i genitori dei bambini non si lamentano continuamente. Gli stessi medici forse si lamentano, ma loro chiaramente sono medici tanto molto bravi, eccellenti, e quindi il loro lavoro lo fanno comunque. Abbiamo un'altra situazione purtroppo, che è quella dell'assistenza diabetologica in ambito scolastico. Di questo non se ne parla. Noi abbiamo circa 600 bambini che frequentano le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado. Questi hanno bisogno di assistenza in ambito scolastico, mi auguro non tutti, ma molti sì. Cosa ha pensato l'assessore regionale? L'assessore regionale è stato molto bravo, addirittura siamo stati più bravi degli americani. Gli americani hanno programmato dei corsi di formazione per gli infermieri che vanno nelle scuole e al domicilio per l'assistenza primaria. Invece noi abbiamo delegato le insegnanti a fare l'assistenza ai bambini diabetici in ambito scolastico e anche asmatici. Dunque questi insegnanti diventeranno attori medici, perché anche se si preparano per legge non possono somministrare farmaci e non possono neanche dare assistenza continuativa. C'è una commissione in ambito regionale che lavora per la diabetologia, una commissione molto numerosa, per cui è difficile anche metterle tutte insieme. Perché occorre che questa commissione sia più snella, più rapida e giunga a delle soluzioni. Qui al Abruzzo abbiamo parlato anche, voi avete sollevato il problema di spazi insufficienti, comunque non è più concepibile comunque avere un numero di pazienti all'interno di piccoli ambulatori. E sostano in corridoio, tra l'altro, dunque molte volte sono qui per mettere i microinfusori e devono consumare anche dei pasti e questo non è possibile, lo fanno nella hall dell'ospedale. Adesso c'è l'istruzione, in questo momento si sta svolgendo l'istruzione di un bambino con diabete per usare il microinfusore, si sta facendo nella hall dell'ospedale, cioè mi sembra una cosa assurda. La privacy non esiste in questa divisione di diabetologia pediatrica, voglio dire, un ambulatorio diviso in due da un armadio che è alto 1,70 m, oltre a disturbarsi assieme non garantisce la privacy. E i genitori devono molte volte parlare con la pediatra di situazioni anche familiari che possono influire nella sfera diabetologica del bambino. Voi come associazione cosa chiedete a questo punto sia alla direzione sanitaria ma anche a questo punto alla regione? Noi chiediamo alla direzione sanitaria di trovare gli spazi necessari che rispondano a tutte le esigenze di una buona assistenza diabetologica e chiediamo alla regione urgentemente un piano regionale di diabetologia.